E salve cipolloni e benvenuti sul mio canale, qua a parlarvi di Xflex. E oggi siamo con del nuovissimo e bellissimo video di Racing Online. Stavolta non siamo nella serie principale, bensì in un video secondario, possiamo dire. Ebbene, sono sul mio account principale di gioco, che fra non molto diventerà il mio account secondario. Perché? Perché ho già cominciato a lavorare su un nuovo account riguardante proprio il mago. In questo caso comincerò da zero con il mago e lo porterò proprio a livelli competitivi e non più a cazzeggio come ho fatto adesso, come ho fatto con questi pindul qua di personaggi. E per quello che diventerà secondario questo account. Comunque ragazzi, vi volevo far vedere come sono strutturati i miei PG. Vi avviso da subito di avere delle pasticche anti-infarto, perché è roba da far paura. Dai, ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Vi farò vedere uno per uno i miei personaggi, le statistiche eccetera. Cominciamo. Novas è stato il mio primo personaggio che ho creato. Beh, non proprio il mio primo personaggio, fa parte di una lunghissima storia, ma molto lunga, da far finire le barbe anche alle Barbie, ecco. Ci sta come rima. Come vedete ho alcuni unici, forse qualcuno di voi avrà già capito che unico sto indossando. Se me lo fa vedere entro oggi è già tanta roba. Ok, sta caricando. Oh là, ha caricato. Questo è il PG. Questo è l'equipaggiamento se carica. Come vedete quasi full leggendario con qualche unico, e tranne due speciali che dovrei sostituire, ma non trovo niente di decente. Comunque come vedete sfrutto due pezzi del set di profondità marine, uno anello della vita del Q1, quale sì, il mantello e tunica stellata di grima, che l'ho potenziato un po', anche se non tanto. Questo è il mio mago, le statistiche sono queste: 510, 547, no, 74 danni, 1,18 danni al secondo, valore rimettore 50%, valore block 23%, potenza block 61%, valore impatto decisivo che mi fa praticamente ogni volta che guardo quel valore mi viene da dire, no, non mi viene da dire, mi viene da buttarmi da un ponte. Cioè 6,71%, cioè una percentuale più bassa di così difficile da trovare, e valore di resistenza poco più del 40%, che non è male. E ho anche altri unici come il Kraken eccetera. No, non Kraken quello che si significa, il Kraken come arma intendo, giusto per intenderci. E cambiamo personaggio. Il secondo personaggio è un VAR, livello 29, di cui avete già visto qualche video. E questo è il PG, come vedete. Ha praticamente il full set di Duria, tranne clava da duello sontuoso, che ce l'ho nell'inventario mi pare. E la via dal coboldo, ce l'ho. Come set non è che sia il massimo, ma neanche così male, cioè serve per salire più che altro. Cosa sono le statistiche? 46 che è bassa per un VAR, è bassa, 18% resistenze, vabbè, per fortuna i danni ce li ho un po' più elevati, 1,70 di velocità d'attacco. Devo ringraziare se mi sbaglio, infatti questa spada che mi dà in totale intorno ai quasi 20% di velocità. Tanta roba, tanta roba. Cambiamo anche qua. Il prossimo personaggio che ho è praticamente il personaggio principale, cioè Earth King, è il PG più avanzato che ho attualmente. Sono quasi livello 47 come vedete. Questo è il PG, si mi carica. Sfrutto il set cercatore di streghe più un pezzo del bracciale da cacciatore Taias, che mi servirebbe da sostituire più avanti con un pezzo delle tenebre. Se non mi sbaglio dovrebbe ancora avere quel 10% di velocità d'attacco. Sfrutto anello di chitina delle profondità marine, anche qua sfrutto il pezzo del set profondità marine che mi aumenta del 10% di vita. E poi perché per sostituire questi pezzi non ho nient'altro, cioè avrei qualche cosa, ma come vedete questo mi aumenta la vita e non danni. Ho qualche unico, c'ho questo arco corto che sto aspettando, più 110 danni, 511 valore impatto decisivo. Poi ce ne sono di meglio, però meglio tenersi questo per ora. È un livello 50 purtroppo, quindi non lo posso indossare. Le statistiche sono
633, aspetta che tolgo questa, 614, 924, 1,68 di velocità, 47,5 diciamo di armatura, 35% di impatto e quasi 30% di resistenza, che devo dire che questo personaggio PG non è male, anche se dovrei ancora fare un po' di PvP, ma vabbè, amen. Infine il meno progredito di tutti è Shaldor. Questo è il PG, come vedete un po' arretrato, più di un po', che è molto base e sono livello 15. Per il resto niente. Va bene ragazzi, questo era tutto quello che volevo farvi vedere. Ovviamente c'è il PG e basta, i PG che ho principalmente adesso. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao e state bene.